Renzi si candida all'interno del Partito Democratico. Credo che ascoltare non costi assolutamente niente, è quello che molto probabilmente faremo noi con un altro candidato, come per esempio la Puppato. Deludente anche perché vi erano esponenti di altri partiti. A maggior ragione mi aspettavo sicuramente una partecipazione maggiore, degli esponenti del nostro partito, questo sì. Mente e orecchie aperte a tutti, senza pregiudizi. Questo è l'appello lanciato dai giovani democratici dopo la visita bellunese di Matteo Renzi. Tolti i membri del comitato pro Renzi e i giovani, infatti, i rappresentanti PD si potevano contare sulle dita di una mano. Da chi era invece presente in sala giovedì sera, molta soddisfazione per le parole di Renzi. Parte dall'idea con una politica che deve assolutamente cambiare, una politica che non può continuare a chiedere sacrifici e non farne. Credo che rappresenti forse l'unico elemento di novità della vita politica nazionale che ha bisogno di essere svecchiata, ha bisogno di essere ringiovanita. Mi è piaciuto l'apertura che ha fatto verso i sindaci visti come la linfa del territorio, i sindaci visti come rappresentanti del territorio. Mi sono piaciuti, o per dirla alla toscana, mi sono garbati gli accenni alla meritocrazia. A colpire è stato anche il fair play tra i candidati. Quando ancora la candidatura di Laura Puppato non era ufficiale, Renzi aveva reso omaggio al suo segretario Pierluigi Bersani per la scelta di affrontare le primarie. Innanzitutto c'è da sottolineare il coraggio e l'onestà di Bersani, che decide di non nascondersi dietro un articolo dello statuto, lo disse chiaramente che accetta a viso aperto la sfida delle primarie. Già le primarie nel bellunese e le ultime amministrative sono state al centro di roventi polemiche. A livello nazionale invece nessun dubbio e la corsa elettorale è già partita. Ma i giovani hanno lanciato anche un'altra sfida, quella delle primarie per il Parlamento. Riteniamo che, soprattutto con una legge elettorale come quella del Porcellum, che vede la lista dei candidati al Parlamento decisa dalle segreterie dei partiti, le primarie dei parlamentari, quindi ridare lo strumento della scelta degli stessi candidati al Parlamento nelle mani dei cittadini, possa essere qualcosa di importante, anzi fondamentale.